cosa si ricorda ora di tutta Era, questa... mi ricordo che un poretto faceva 21 anni oggi. Lui era di un faccio così lascia torta perché compie gli anni. Sua mamma gli diceva, non sta andare fuori, non sta andare fuori. E un poretto si andava, in quello passai i partigiani, qui chi era, insomma. E io perché lui e mio marito, che se lì stava mio marito, ma ora era un ragazzo che ha 15 anni. E andai da Gagliasso, ieri in tre, Gagliasso, un napoletano e mio cugnato, insomma. E gli dico a portare via, e gli ha fatto che mangi una pasta asciutta, e gli ha impedito la panza, e dopo li ha portati su un albero. E là che casparà, uno in bocca, uno sui cosiddetti, e uno sulla panza e sul cuore, insomma, io poi così, tutti e tre. E allora io dopo se passai io col carretto, tutti e tre montai sul carretto, mio suocero, che correva di io. Suo suocero si chiamava come? Mio suocero. E il papà, insomma, io che cosa dico che lui deve dedicarsi, no? Mia cognata Sofia, guarda in Dio, papà è tutto colpa che insomma, guarda in Dio, e io portai in cimitero, tutti e tre, così, insomma. E dopo mio marito gli ha dato una piazza, gli ha dato una piazza sul cui guardi che ti sei giovane, hai 15 anni. Ma mica vi capivo però che non li capiva coppai qua. No, e se non sull'albero hai sui monte, a strada dei monti. E questa è la strada del È monte. sempre qui a bassa là, dove chi ha messo la lapide più o meno. Le lapide, Che c'è la strada del monte. Dei mondi. la strada dei monti. Ah, dei Sì, monte che perché era osterino. Si chiama strada dei monti. E là era il monumento. Era quando chi faceva le feste, chi cosava, chi inaugurava, siamo andati a camminare mio marito. Comunque Antonio Bragatto, sto ragazzo, era partigiano o no? Ah. No, non era partigiano, niente, io un po' detto. E si era trovato per sbaglio e dove capava? Lui torna da fuori, sua mamma gli diceva, non sta andare fuori, perché tu non drivati, sta gente. Non sta andare fuori, non sta andare fuori. Ma lui può dire, tu sei andato, come che lei da fuori, poi menati, drivati, vai per il subito. Qualche compagno che chiamava il Falco. Ma e il Falco, era un partigiano? Che... Sì. Partigiano, che era partigiano, i faciti tutti uguali. E diceva che era misti, era sempre misti. Erano visti. Diceva me no. E dopo quando il compagno che sta a fine, e le sparivo, non ho più visto, perché c'era mia suocera che fa a fine. Cioè il suo suocero era convinto che fosse stato il Falco, Sì. il E famoso abitava Falco. avanti per qua. Me no, ieri ero sicuro che c'è stato il falco con Parmesio. Beh, gli è tutti insieme, ma chi chiamava il Falco? Ah, ed era magari una ganga. Perché questo Falco è famoso per essere stato un partigiano il capo, che copava fascisti, il non i capo. fascisti che copava partigiani. E siccome che era tutto un E misto. era il capo. Era il capo. Ma una E casa gli chiamava il Falco. E secondo lei aveva sentito dire insomma Che getta quello. Mi ho sempre sentito dire che è il Falco.